Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con Folie NP che si avvantaggia e va a condurre nei confronti di Fetonte che ha all'interno Febe SL. Fetonte rimane al largo, più indietro c'è Febo Spritz. Cerca di accodarsi Numero Fetonte 9, dopo i primi 200 Feurevo, metri, lo fa squalificato. riuscendo a trovare posto in terza posizione, mentre rimane scoperto all'esterno Filippo il Grande, che si trascina Filosofia Grimm e Fackelfin. I 400 iniziali che se ne vanno in 31,6 con partenza da fermo, in vantaggio Follia NP. Seconda posizione per Febe SL che precede Fetonte SL e Febo Spritz. All'esterno è rimasto Filippo il Grande e se ne vanno i primi 600 intanto in 48,2. Ritmo blando anche in questa corsa con la favorita Follia NP che continua a guidare tranquillamente nei confronti di Febe SL, Fetonte, Filippo di Fuori, ancora Febo Spritz, Fackelfin a sua volta in pariglia esterna, seguito, anzi preceduto da Filosofia Grimm. E a seguire tutti gli altri con un primo chilometro che se ne va nell'ordine dell'1,29. In vantaggio dunque Follia NP al secondo passaggio davanti alle tribune, esce all'esterno ora in terza ruota Filosofia Grimm che supera Filippo il Grande e va a ridosso della testa. Quando siamo all'inizio del giro conclusivo, allunga però Follia NP, seconda posizione per Febe SL, Filosofia Grimm per corsie esterne, si impegna mentre in terza ruota cerca di progredire Fackelfin. 500 all'arrivo con Follia NP che controlla la situazione al paletto dei 400 metri finali, sempre seguito da Febe SL con largo Filosofia Grimm e poi Fackelfin alla corda Fetonte SL. Siamo a metà della curva conclusiva con leader sempre Follia NP su Filosofia Grimm all'esterno e Febe SL all'interno, retta d'arrivo con Follia che entra nettamente in vantaggio e ora cerca di andarsene. L'errore di Febe SL, Follia NP nel finale controlla la situazione e vince nei confronti di Filosofia Grimm, mentre al terzo potrebbe essere Forgido che sul palo appariglia completamente Fetonte SL, probabilmente lo batte, ma c'è da rivedere ovviamente l'arrivo per il terzo. L'impressione è che Forgido riesca a conquistarlo su Fetonte SL, mentre la vittoria non sfugge a Follia NP, il raddoppio di Emanuele Matteini, con Follia NP questa volta per conto di Augusto Borghetti e del signor Nicola Pisacane.